Significa per una comunità come quella di Conegliano l'Expo? Beh, significa più di 100.000 persone che in 2 giorni saranno a Conegliano in una miriade di eventi, non solo la 42esima edizione dell'Expo, ma anche tutta una serie di eventi collaterali, alcuni per i bambini e le famiglie, come quello che succederà all'interno di Corte delle Rose, ma anche per gli adulti per vedere cosa sarà la mobilità di oggi, ma soprattutto quella del domani, con un bellissimo convegno del Confartigianato che si svolgerà domenica mattina dalle 10:30, ma insomma 1 o 2 giorni in cui aspettiamo tutti, adulti, bimbi, ma soprattutto tutte le famiglie, assieme per visitare e vedere quali sono le più belle automobili, tutto quello che è Made in Italy, ma anche quello che è il futuro. Dopo 42 edizioni, com'è cambiata l'organizzazione dell'Expo? Si è sempre aggiornata. L'organizzazione base si è sempre evoluta, aggiornandosi ai tempi praticamente con la tecnologia moderna che quando abbiamo iniziato non c'erano assolutamente telecamere e tutto il resto. C'erano meno concessionarie, c'erano solo le concessionarie italiane, poi progressivamente ci siamo estesi, cioè non c'erano i veicoli commerciali, non c'erano. Praticamente ha preso questa dimensione, diciamo, da 25 anni che ha preso questa dimensione vera e propria, perché noi facevamo la tombola di beneficenza a favore dei servizi sociali del comune ed è partita da là l'iniziativa di allargare per vendere i biglietti della tombola. Pensa che storia, sarebbe lunga da raccontare. Ma da quel punto, diciamo, da quell'occasione abbiamo capito che l'Expo era quello che la gente voleva.